E allora eccoci qua per l'ultima parte di questa puntata di TV7 Match, ultima parte che come sempre dedichiamo alla storia. Allora Armando, dicevo, questa sera parleremo dell'Unità d'Italia, la ricorrenza del 17 marzo del 1861 che diciamo un po' è il punto di arrivo di un percorso abbastanza lungo che porta appunto all'Unità d'Italia. Un'Unità d'Italia che è stata spesso raccontata come il sogno, il desiderio degli italiani, ma che forse invece così non era. No, era il sogno di alcuni italiani, naturalmente questi italiani non erano tutti d'accordo sulle modalità dell'Unità d'Italia. E all'interno dello stesso governo savoiardo, del governo piemontese, c'erano due posizioni completamente opposte. E questa fu l'Unità d'Italia. Poi naturalmente nei libri di scuola, nei libri di testo, nei testi universitari viene raccontata la solita favoletta della stretta di mano tra Garibaldi e Vittorio Emanuele II, viene raccontata l'impresa dei 1000, che fu una presa ma non un'impresa. Non si parla della corruzione che ci fu in quell'epoca, il rapporto che diede la massoneria in questa operazione di Unità d'Italia, dove la massoneria inglese si scontrava con quella francese. Non si parla poi di qual era il grande interesse di uno dei due stati, Inghilterra e Francia. Siamo dopo naturalmente l'arrivo di Napoleone che distrugge l'economia italiana, distruggendo due antiche, diciamo, repubbliche, quella di Genova e quella di Venezia, e lasciando campo libero all'occupazione del Mediterraneo e poi della Via della Seta da parte degli inglesi, e quindi ha tolto di mezzo i due grandi concorrenti. Non si associano mai queste cose, vero professor Zanella? Queste cose non si associano mai. Perché? Perché non si dice quali erano i veri interessi degli inglesi a far sì che naturalmente il regno delle due Sicilie fosse messo in mano ai Savoia, mentre invece Napoleone III voleva darlo a suo nipote. Ecco. E qui c'è lo scontro appunto di questi due personaggi. Poi c'è invece l'alibi, il pupazzo Garibaldi, che va in Sicilia e fa delle cose fantastiche, ma ricordiamo sempre un piccolo dettaglio, che i 1095, perché tanti erano, partono da Quarto senza nemmeno un solo fucile. Garibaldi nelle sue memorie scrive 1000 cartucce e una baionetta. Che è andato a fare? E ha vinto tutte le battaglie, e questo è l'enigma di questa trasmissione. Certo. E con noi abbiamo dei dotti storici che ci aiuteranno a capire meglio qual è la farsa che normalmente si racconta dell'Unità d'Italia e quale fu veramente invece l'Unità d'Italia. Certo. Allora, per voi che siete a casa, presentiamo gli ospiti che ci accompagnano in questa parte della trasmissione. Saluto in studio, lo ringrazio per essere tornato con noi, il professor Patrizio Zanella. Buonasera, professor Zanella, e grazie di essere qui. È uno storico, è un giornalista, è un docente di storia. E saluto in collegamento la professoressa Patrizia Zambon. Buonasera, professoressa Zambon. Buonasera a lei, è una docente all'Università di Padova e del comitato scientifico della Fondazione Ippolito e Stanislao Nievo. E saluto in collegamento da Napoli il professor Gennaro De Crescenzio. Buonasera, professor De Crescenzio. Buonasera a voi. Buonasera, è presidente del movimento neo-borbonico. Allora, Armando, questa sera abbiamo modo anche con i nostri ospiti di riuscire un po' a capire anche qual è stata, come dire, qual era l'idea anche dei sudditi del Regno delle Due Sicilie. L'idea? I sudditi erano legati quantomeno necessariamente, o anche perché ci credevano, erano legati ai Borboni. I Borboni, diciamo che il regno borbonico, parliamo in quell'epoca, il regno borbonico era un punto fondamentale di quella che era, diciamo, l'economia d'Europa, per esempio, ma era anche a livello di civiltà. Gli ospedali a Palermo
ricevevano gratuitamente i malati, non dovevano pagare, cioè non c'era mica la cassa mutua, però i Borboni erano riusciti a fare anche questo. E così avevano fatto molti altri progressi. Naturalmente parliamo soprattutto di Ferdinando II, poi Francesco II, diciamo quello che veniva chiamato da suo padre il Lasagna, non ha un comportamento così coerente e probabilmente non capisce l'incarico che gli è stato passato, ma soprattutto ci sono degli interessi a livello mondiale, perché Napoleone ha sconvolto l'economia dell'Europa e ci sono dei paesi che si appropriano di questa economia. Dalla fine di Napoleone fino alla regina Vittoria, l'Inghilterra crea il proprio impero dove non tramonterà mai il sole. Ecco. Ma è merito di Napoleone, e gli inglesi mica lo ammazzano quando ce l'hanno, lo mandano a Sant'Elena, poi piano piano lo avvelenano, così se ne va, senza suscitare grossi drammi, e questo è stato scoperto successivamente facendo delle analisi sui capelli di Napoleone che erano intrisi di cianuro. Ma questi sono aneddoti, ma vediamo il senso di una storia completamente diversa rispetto a quella che viene raccontata. E allora partiamo da Plombier e Garibaldi. Prima dell'unità, da Plombier a Garibaldi. Napoleone III, sin da giovane, era stato iscritto alla Giovane Italia di Giuseppe Mazzini, al cui ideale aveva giurato di dare la propria vita. Agli ideali politici si sommavano poi altri fattori, tra i quali la partecipazione del Piemonte alla guerra di Crimea e l'irresistibile divano della contessa di Castiglione, donna fatale del Risorgimento, che su mandato di Cavour doveva sedurre l'imperatore. Le promesse fatte a Mazzini furono disattese da Napoleone e questo indurrà il mazziniano Orsini, il 14 gennaio del 1858, a Parigi, a fargli un attentato, da cui si salvò grazie alla carrozza da poco corazzata con lastre di ferro. Napoleone III decise così di muoversi e in segreto convocò Cavour per un incontro a Plombières. Sarà in questa stazione termale francese che si traccerà il futuro dell'Italia unita. L'idea era quella di un'Italia come federazione di 3 stati. Al nord avrebbero dominato i Savoia, il centro veniva assegnato allo Stato Vaticano ridimensionato nel territorio laziale e il sud al nipote di Napoleone, Gerolamo Bonaparte, a cui doveva andare in sposa la principessa Clotilde, figlia di Vittorio Emanuele II. Napoleone avrebbe difeso il Piemonte se attaccato dall'Austria. In cambio, a operazione finita, Nizza e Savoia sarebbero tornate alla Francia. Il Papa sarebbe stato il presidente onorario del nuovo Stato italiano e il tutto sotto il protettorato francese. Il progetto fu ufficializzato con il Trattato di Torino. Nel 1859 giunse il momento di creare il casus belli contro l'Austria. Nell'accordo di pace per la guerra del 1848 il Piemonte si era impegnato a non ammassare truppe sul Ticino, al confine con la Lombardia. Così Cavour ne approfittò per ribaltare l'accordo e ordinò a Garibaldi di portare i suoi cacciatori delle Alpi sul Ticino, provocando il desiderato attacco austriaco, consentendo l'entrata in guerra della Francia il 28 aprile 1859. Gli austriaci sono sconfitti a Magenta, Solferino e San Martino e in 14 ore di scontri i 3 eserciti lasciano sul campo oltre 30.000 morti e 10.000 feriti. Tra Vittorio Emanuele e Napoleone però non scorreva buon sangue e il risultato fu che, a sorpresa, l'11 luglio 1859 Napoleone a Villafranca firmava l'armistizio con l'Austria. Abbandonato, Vittorio Emanuele II è costretto a firmare la pace con la sola cessione della Lombardia. L'Austria mantiene invece il Veneto, mentre Napoleone occupa Nizza e la Savoia.
Cavour, infuriato, si dimette da primo ministro e si ritira a Leri. A gennaio 1860 però il re lo rifà non solo primo ministro, assegnandogli anche il Ministero dell'Interno e della Marina. I moti del 48 avevano cambiato il volto dell'Europa e favorito le annessioni dei piccoli stati italiani. Si tennero i plebisciti di annessione al Regno di Sardegna, quello del Granducato di Toscana, quelli di Parma e Modena e nella Romagna. Defilata come sempre l'Inghilterra, che restava però preoccupata per la probabile invasione a sud di Napoleone. Garibaldi in quel momento usciva da un disastroso matrimonio e così andò a Genova e al grido "Liberiamo Nizza" raccolse fondi e armi. L'operazione però fu fermata dalla massoneria inglese che spinse Garibaldi a rivolgere l'attenzione verso la Sicilia. Cavour vuole ostacolare l'operazione, ma Vittorio Emanuele e gli inglesi invece l'appoggiano, perché le cose sono già organizzate. La corruzione dei generali dell'esercito, i comandanti della flotta borbonica e perfino nel dettaglio lo sbarco a Marsala. L'ultimo tentativo di Cavour di fermare la spedizione è disarmare i garibaldini. I 1000 partirono disarmati, ma saranno ben accolti dagli inglesi in Sicilia, dove casualmente sono già sbarcati 3500 mercenari ungheresi e inglesi. Sarà quindi la corruzione l'arma più potente in mano a Garibaldi, e lo farà con il denaro del Banco di Sicilia e poi, arrivato in continente, con quelle del Banco di Napoli. Ecco, questo è l'inizio dell'ultima fase dell'Unità d'Italia, dove i Savoia naturalmente approfittano della situazione per riuscire a appropriarsi e ritengo che il termine più esatto di colonizzare il Sud. Professor Zanella. Quando si parla dell'Unità d'Italia si deve tenere presente che è stato un lungo processo, anche se ci sono state le guerre d'indipendenza, anche se ci sono stati questi episodi chiave, episodi determinanti, sta però sul fatto che il processo di unificazione parte già a livello letterario verso la fine del Settecento, dell'Ottocento, insomma abbiamo scrittori che perorano la causa di pensare a un paese che deve... In questo caso anche Sesto Canto del Paradiso parla dell'Italia, Dante parla d'Italia, ma una cosa è dire e una cosa allora, è fare. E allora ecco, arriviamo quindi al dunque: quale visione e attraverso quali strade si poteva raggiungere questo obiettivo? Qui il filmato ha messo in risalto anche le malversazioni, le corruzioni, perché c'era bisogno anche appunto del denaro per appoggiare o realizzare alcuni progetti. Ne ricordo solo alcuni. Mazzini era impegnato per un'Italia repubblicana. Cavour era impegnato a realizzare un'Italia solo centro-nord con il re Sabaudo che facesse poi da unificante o da regnante. Gioberti perorava un'altra causa comunque sotto il piano più federale con la rappresentanza del Papa. Non trascuriamo un'altra visione di Italia che era pur presente a livello di discussione, che era quella di Cattaneo, che voleva l'Italia dei comuni, un'altra visione pur sempre laica. Sì. E in ultima c'era pur sempre sotto traccia un'Italia che aveva la regia della massoneria. Ed è in questo ambito appunto anche della massoneria inglese che noi troviamo molti spunti che Garibaldi farà propri. Ricordiamo che quando Garibaldi cerca di mettere insieme la spedizione dei 1000 fa delle inserzioni sui giornali inglesi per avere dei volontari, e quindi questo è assodato. Alla fine di tutto questo processo, con spinte più o meno varie, si imporrà il progetto cavouriano. Cioè?
il progetto di Cavour. Alla fine, se noi andiamo a vedere quale Italia viene a realizzarsi, è il progetto che aveva in mente Cavour. Non a caso, quando vede che la spedizione dei 1000 o di Garibaldi comincia a essere spedita, a non trovare ostacoli, anzi la ostacola inizialmente, poi addirittura usa la camorra per farlo ammazzare, no? Sì. Quindi non è dalla parte di Garibaldi. Ci sono due diciamo spinte, una che parte dal sud appunto con lo sbarco di Marsala e una che scende dal nord, dall'Abruzzo in poi, perché sappiamo bene che Cavour aveva cercato di impedire che Garibaldi non arrivasse a Roma. Certo. E in qualche modo questo cerca di frenare questo è l'altro aspetto dopo, diciamo, l'unità d'Italia. Gennaro De Crescenzo, una sua visione di questo inizio, diciamo questo ultimo passo per arrivare all'unità d'Italia. Prego. Prima di tutto mi faccia ringraziare TV7, mi faccia ringraziare lei, Tullio e gli amici che per la seconda volta mi hanno invitato in questa trasmissione, perché sentir parlare dell'unificazione italiana in questi termini, parlando appunto di congiure, complotti, patti internazionali e di massoneria, è cosa ancora incredibilmente rara, no? Anche sulle reti nazionali, insomma, prevale ancora oggi, come prevale sui libri di scuola, fino a quelli dell'università, dalla elementare fino all'università, una visione retorico-patriottica che sembra uscita appena dalla penna dei giornalisti, degli scrittori, dei poeti risorgimentalisti. Invece sentir parlare dell'unificazione in questi termini, insomma, è confortante, quindi io vi devo ringraziare per questi squarci di verità che TV7 ci regala ogni tanto e che sono preziosi, perché l'unificazione italiana va inquadrata in questi termini, non più nei termini della favoletta risorgimentale dei 1000 supereroi che sconfiggono i cattivi, i brutti, sporchi e cattivi, ferocissimi Borboni e i borbonici, insomma. Quindi già questo in qualche modo ci fa capire che siamo di fronte a un fenomeno storico importante, complesso, con dei passaggi che spesso sono stati saltati nella storiografia ufficiale, stranamente saltati. Io per esempio sentivo parlare di questi discorsi legati ai garibaldini, ho sentito parlare poche volte del fatto che i garibaldini partirono in 1000, erano anche armati abbastanza male, ma poi in poche settimane erano già circa 50.000. Erano volontari quasi tutti del centro-nord ed erano tra l'altro in gran parte misteriosamente, così dicono i fogli matricolari di questi soldati, erano soldati dell'esercito sabaudo misteriosamente congedati. Sono vari elementi, soprattutto nell'archivio del Stato di Torino, in cui risultano i fogli matricolari che questi soldati scappavano, disertavano o risultavano congedati, facevano le campagne con Garibaldi, dopo venivano messi anche per qualche giorno in galera e poi venivano successivamente invece premiati e reintegrati nell'esercito sabaudo. Insomma, un'operazione fatta bene sotto diversi aspetti, oltre 50.000 persone al fronte di un esercito che poi iniziava già a essere in qualche modo annientato, no? In parte deportato nei campi di concentramento del centro-nord dopo le battaglie più importanti, in parte senza generali che erano stati appunto vittime, soggetti di questa corruzione di cui si è parlato e che tra l'altro coinvolse anche in maniera chiara ed evidente il povero Nievo. Per piacere che ci sia la professoressa Zambon, con noi ho avuto il piacere e l'onore di conoscere poco tempo prima della sua fine Stanislao Nievo, che ha speso la sua vita per cercare di rintracciare le prove di quello che in qualche modo fu questo strano, misterioso attentato di questa barca, questa nave che poi lo portò a morire il suo antenato a Largo di Capri, in una serata tra l'altro di clima mite. Insomma, si parlò già a quel tempo di ordigno, che fece esplodere questa imbarcazione e fece morire il povero Ippolito Nievo, con tutte le prove di quello che era stata poi un'operazione di grande corruzione organizzata bene dalla massoneria e dal resto dei compagni di merenda del risorgimento italiano. Solo una cosa volevo aggiungere, un elemento archivistico. Io divento neoborbonico in archivio dopo la specializzazione all'archivio di Stato di Napoli, non perché è per provocazione, non certo perché voglio riportare su un trono un Borbone nel 2023. Facendo queste ricerche mi sono imbattuto in un documento all'archivio di Stato di Torino che probabilmente è un documento che avrebbe potuto, che potrebbe ancora cambiare la storia. Una lettera autografa probabilmente di pugno di Cavour, scritta a nome del re Vittorio Emanuele, nella quale si dice esattamente quello che Garibaldi deve fare,
all'atto del passaggio dalla Sicilia a Napoli. Garibaldi chiede a Vittorio Emanuele che cosa deve fare. Vittorio Emanuele gli risponde dicendo che Garibaldi avrebbe dovuto dire che i popoli meridionali lo invocavano, lo chiamavano, e quindi nonostante il dissenso dei Savoia lui era costretto a sbarcare a Napoli. Garibaldi dopo pochi giorni, cioè la minuta e l'originale di questa lettera, l'archivio del Sale di Torino, dichiara esattamente le cose che gli detta Cavour con Vittorio Emanuele II re Savoia. Quindi insomma burattinai e burattini sono sempre più individuabili, e quindi altro che il risorgimento delle favolette dei supereroi che ancora si racconta sui libri. Insomma, il risorgimento fu tutto questo. E poi l'ultima cosa che volevo dire, sempre in riferimento al fatto che sto parlando di una TV veneta ed è più facile forse parlare di certe cose in una TV veneta che in una TV napoletana, anche questo è un paradosso. Pensiamo all'Italia che è venuta fuori dopo il risorgimento, ma pensiamo all'Italia che poteva essere senza questo risorgimento. L'Italia andava unita. È stato citato Dante, sono stati citati i poeti del Settecento, dell'Ottocento. L'Italia andava unita perché aveva una lingua, una cultura, una letteratura, un patrimonio comune eccezionale, strepitoso. Pensiamo a quale sinergia poteva nascere dalla unione di tutti questi stati, di tutte queste culture, lo Stato Pontificio in Veneto, la Repubblica di Venezia e Napoli, insomma con Palermo e con tutto il resto dello Stato Pontificio, Roma, con tutto il resto dell'Italia. Che sinergia poteva esserci? Che Italia avremmo avuto oggi? Un'Italia magari confederata nel reciproco rispetto, senza piemontesizzazioni, senza appiattimenti e senza conquiste che poi pagarono tanti popoli, anche quello veneto, e devo dire poi soprattutto anche il popolo meridionale, e quello purtroppo continua a pagarlo il popolo meridionale, perché poi ci siamo trovati queste classi dirigenti asservite nel 1860 e ci troviamo oggi le classi dirigenti asservite del 2023, spesso sono proprio gli eredi diretti, sono nomi e cognomi che ritornano, se non culturali. Quindi insomma temi di grande attualità che vanno però affrontati come state facendo, come stiamo facendo stasera, con la verità e certamente non più con la retorica di 160 anni fa. Grazie. Soprattutto raccontiamo i fatti, non raccontiamo la storia, raccontiamo quello che è successo. Le conclusioni le tirino pure i nostri telespettatori. Quindi Patrizia Zambon, una sua opinione in questa prima fase della spedizione dei 1000 e della successiva unità d'Italia. Beh, a me è capitato di leggere in maniera molto distesa le cose che hanno scritto gli uomini che hanno fatto il Risorgimento, che hanno partecipato e che hanno lavorato a costruire il Risorgimento, e io non mi ritrovo affatto nella visione negativa che ne state facendo. Non considero affatto retorica la crescita delle idee, la passione, la partecipazione, l'empito patriottico, la volontà dei volontari, l'impegno che ognuno di loro assunse, le donne e gli uomini, che presero nelle loro mani la rinascita di un paese che per secoli e secoli era stato soggetto a dominazioni straniere, consapevoli che la possibilità di questa nazione di riavere la propria indipendenza prima di tutto, e assieme alla propria indipendenza di costruire la propria unità, era nettamente collegata all'apporto individuale di ognuno, costruito con la cultura quotidiana e l'impegno quotidiano di ognuno per la rinascita della nazione. Non la considero retorica e meno che mai la considero una favoletta. Che i potenti degli stati europei e anche i potenti del Regno di Sardegna, Cavour per intenderci, avessero fatto le loro definizioni, i loro conti, le loro scelte di tipo politico, è nella logica delle cose. In uno scacchiere internazionale ciò che avviene in uno Stato europeo riguarda o perlomeno coinvolge o si sentono coinvolti anche coloro che stanno dominando e che stanno guidando gli altri Stati europei. Che questo però significhi che il Risorgimento sia stato una serie ininterrotta di complotti, di giochi politici sviluppati nelle cancellerie internazionali, che si sia trattato esclusivamente di una sorta di intrigo di soldi esclusivamente da ragioni economiche, io non mi ci ritrovo per niente. Proprio l'immagine che avete dato non assomiglia affatto
riferimento a ciò di cui ho avuto occasione di occuparmi io leggendo i testi di coloro che quel risorgimento hanno sognato per secoli, che poi hanno lungamente preparato, atteso, per il quale si sono impegnati. Per quanto riguarda la vicenda di Nievo, che è quella, poi è lo scrittore che ho avuto modo di seguire più da vicino, la tragedia della notte tra il 4 e il 5 marzo del 1861 che ne determinò sì, la morte. La posso interrompere un attimo, perché nel proseguo parleremo anche di questo. Ne parleremo, adesso. D'accordo, va Grazie. bene. Allora, posso aggiungere soltanto una strenua difesa dei testi che hanno alimentato quelle che Gioberti chiamò le speranze d'Itaria, allora, che sono testi di persone per bene. Certo, certamente. Soprattutto posso permettermi solo un passaggio? Prego. Tutto vero, tutto bello, le premesse magari non sono quelle che abbiamo detto noi, sono quelle che dice lei, la poesia, la meraviglia di questi scrittori risorgimentali. Mi perdoni, però le centinaia di migliaia di vittime, c'è tante centinaia di migliaia di vittime meridionali che pagarono con la vita, con la deportazione, col carcere, con la morte, con le fucilazioni in tutto il sud per oltre 10 anni. Quelle vanno bene? Quello è il progetto risorgimentale. Lei non sta parlando del risorgimento, sta parlando dello Stato già unificato. Se io invece guardo la vicenda risorgimentale, ci sono tutti i patrioti vostri che vennero a rifugiarsi nel nord Italia perché costretti ad andarsene dalle violenze del regno borbonico. Allora, mi perdoni. Francesco De Santis è il primo che mi viene in mente, tanto per stare nell'ambito della grande cultura della nazione. Avevamo un regno di 10 milioni di abitanti. Sa quanti erano i patrioti che si rifugiarono da voi, signora professoressa? 90, 92. Di che parliamo? Allora, questo è un altro tema, questo è un tema, ecco, su questo condivido con lei, è un tema interessantissimo, cioè che il risorgimento riguardò una parte colta, ecco, e non fu una vicenda di massa. Questo è proprio un tema nieviano, il problema di coinvolgere le masse popolari, che erano però legate ad una condizione di subalternità. Non è coinvolgere, non è subalternità, sono stati massacrati. No, lei sta parlando soltanto dopo, era già stato fatto il risorgimento. Mi perdoni, ma soltanto dopo parliamo. Allora, se per lei queste cose sono avvenute dopo il 17 marzo del 1861 non valgono. Il risorgimento è anche questo, mi perdoni, Cioè, solo perché avvengono dal 18 marzo in poi quei morti. È il grande tema del brigantaggio, che francamente non c'entra con il risorgimento. È un tema estremamente difficile e complesso. È una parte del risorgimento. Dottoressa Patrizia, il dibattito è bello, però dobbiamo condurre la trasmissione, parleremo anche di questo. Io faccio memoria che lo Stato economico, perché sempre dalla storia bisogna trarre l'economia, che lo Stato sabaudo era praticamente all'orlo del fallimento e fa una guerra di unificazione dell'Italia. Peraltro Cavour fa gli accordi di Plombier, dove, come diceva giustamente il nostro Patrizio Zanella, ai Savoia non viene data l'Italia per i francesi, per cui si fermano a metà, cioè, quindi è un'altra cosa. Ma poi c'è un altro aspetto, che quello che fanno i Savoia in questa spedizione dei 1000 è fornire 2 navi a ruota, allora non c'erano ancora le eliche, e il signor Vittorio Emanuele II si presenta all'imprenditore e chiede 2 navi. Non sono state rubate, a Rubattino non sono state rubate, sono state comprate, ma siccome Rubattino era una persona molto concreta, da genovese qual era, sapeva come andavano le cose, dice: Maestà, io non le posso regalare le navi, mi firmi un po' di cambiali, e così è nata l'Unità d'Italia. Non so se mi spiego, però attenzione, parliamo di re e di governatori che sono sempre dell'estero, no? Quindi spagnoli, francesi, eccetera. E i signori Savoia sono della Savoia, non sono italiani, non sono mai stati, e diventeranno italiani solo dopo l'unità.
Quindi c'è poco da fare. L'unità d'Italia è stata fatta. Guardi che erano a Torino da molti secoli, sa. No, allora mi scusi, diciamo che non parliamo dei Savoia quando hanno preso la Sardegna, che hanno fatto un massacro, non parliamo degli Savoia quando hanno preso Genova, perché è meglio non parlarne. Se questo è l'incipit, diciamo, raccontiamo veramente chi erano i Savoia, dopodiché, e l'abbiamo visto con Vittorio Emanuele II, con Umberto I, che spara a zero sui milanesi perché vogliono mangiare un po' di pane, con Vittorio Emanuele III, che fa la guerra più stupida di questo mondo e creerà le premesse per una guerra successiva che andremo a perdere, come abbiamo visto. Se le cose non sono soltanto isolate a una... Chiaro, c'erano... l'inno d'Italia è stato fatto da uno che voleva l'Italia. L'inno è stato scritto e c'era passione lì. Poi dalla passione e dalle logiche bisogna fare le cose, e i Savoia sono o non sono riusciti. Peraltro hanno bisogno di Garibaldi, perché non possono andare a conquistare il regno delle due Sicilie. Sarebbe successa una guerra mondiale. Per quale motivo? Perché Francesco II ha sposato un'austriaca, una contessa austriaca, Maria Sofia, e di conseguenza l'Austria è propensa a mantenere una situazione nel regno delle due Sicilie, no? Ferdinando II, di chi era figlio Francesco I? La madre era una Savoia. Vado contro mio nipote, io Vittorio Emanuele II? No, ci metto il pagliaccio, il grande eroe dei due mondi, che non ho capito nei due mondi cosa ha fatto, salvo alcuni disastri, no? Allora va bene, mando quello perché è un'occasione per riuscire a incorporare il sud, che i francesi non volevano dare ai Savoia. E quindi questo è il problema, non lo volevano dare perché gli inglesi si opponevano, e gli inglesi appoggiano Garibaldi perché? Perché in Sicilia c'è la risorsa più grande dell'epoca, che è lo zolfo, no? Ciaula scopre la luna, non so se vi ricordate il racconto, no? Perché c'era stata una guerra precedente con Ferdinando II per lo zolfo. Quando Ferdinando II, dopo aver dato le concessioni agli inglesi, poi dice, beh, le do anche ai francesi, scusate il Veneto, i soldi sono soldi, e allora cosa fanno le flotte inglesi? Bloccano per un anno tutti i porti del Regno delle Due Sicilie. E alla fine Ferdinando II, che era una persona intelligente e sapeva lavorare, sapeva fare il suo mestiere, dice: francesi e inglesi, mettetevi d'accordo, non so cosa fare, e si mettono d'accordo loro due, e i francesi comprano lo zolfo. Lo zolfo era una materia importante, per quale motivo? Perché era nata la nuova agricoltura, era nato lo zolfo, serviva a fare tutto, le armi, gli esplosivi, tutto. Era in mano ed era zolfo puro al 90%, quello che c'era in Sicilia, ed era fondamentale, e gli inglesi non l'avrebbero mollato, come non vogliono mollare il Mediterraneo in mano ai francesi, perché il Mediterraneo da sempre, e poi arriveranno anche a fare Suez, è un passaggio strategico per l'Oriente. Allora, questa è la situazione che io vorrei dare ai nostri telespettatori. Dopodiché Garibaldi scrive nelle sue memorie 1000 cartucce e una baionetta, siamo partiti da quarto con 1000 cartucce e una baionetta, recupera una ventina di fucili a Livorno, no? Dove Abrami, che è il famoso banchiere, lo finanzia, e sarà la prima mazzetta della storia della futura unità d'Italia, perché poi con i soldi del Banco di Sicilia gli promuoveranno la ferrovia da Palermo a Messina. Questi sono i fatti. Dopodiché ognuno li interpreta come vuole.
Garibaldi era un santo, benissimo, se chi vuole pensare che Garibaldi fosse un santo va benissimo, o chi vuole pensare che, non so, Ippolito Nievo cosa ha fatto? Che improvvisamente da letterato diventa banchiere, e questo è il proseguo del nostro discorso. Amministratore, non banchiere, amministratore. Beh, ha vuotato un'intera banca, diciamo che è più bravo di lui. No, ha amministrato l'Intendenza Generale di Sicilia per quanto riguardava le necessità dell'esercito e del paese. Il concetto di amministrazione ce l'ho quando ho un'azienda e la faccio andare in attivo e guadagno. Se invece è un banchiere, vediamo, lo stiamo vedendo adesso, sta saltando la banca in Germania, la Deutsche Bank sta saltando in questi attimi che stiamo parlando del Banco delle Due Sicilie. E quanti soldi ha trovato? Dormiva su sacchi pieni di oro, lo scrive lui. E cosa fa? Paga tutti. Ha pagato perfino Alessandro Dumas, che si è presentato, siccome questo dava soldi a tutti, si è presentato Alessandro Dumas e dice: anch'io sono venuto con la mia nave, con la mia 2 alberi, e allora ho speso dei soldi e presento un conto, Ippolito Nievo lo paga perché Alessandro Dumas è giusto che lo paghi, perché poi io scriverò una bella storia sulla spedizione dei 1000. Questi sono fatti, Questi sono fatti, io non vorrei entrare nel merito o dare giudizi in questo senso, però comunque adesso proseguiamo con un altro contributo e su questo criticheremo e vedremo anche le varie posizioni che voi avete, perché siamo qua apposta per discutere e per capire qual è la strada migliore. Vittorio Emanuele, il primo re d'Italia, contributo numero 2. Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia. Con l'approvazione della legge 4671 del Regno di Sardegna, votata ed approvata dal primo Parlamento unitario nel marzo del 1861, Vittorio Emanuele II, re di Sardegna, acquisì anche il titolo di re d'Italia. Il re Vittorio Emanuele II assume per sé e per i suoi successori il titolo di re d'Italia, recitava la legge. Il nuovo regno, a cui si faceva riferimento dal punto di vista istituzionale e giuridico, ancora non esisteva. Era un'invenzione nato dall'annessione della maggior parte dei territori degli stati preunitari e assunse la struttura e le norme del Regno di Sardegna. Una monarchia costituzionale, secondo la lettera dello Statuto Albertino del 1848. Il Parlamento non stabilì quindi che era nato un nuovo regno, bensì che il re aveva assunto una nuova denominazione. Lo diceva in modo esplicito l'articolo unico del progetto di legge che era stato presentato dal primo ministro del Regno di Sardegna, Camillo Benso, conte di Cavour. Era il 17 marzo 1861 ed erano passati 6 mesi dalla conquista del Regno delle Due Sicilie, quel regno borbonico ricco e avanzato che i Savoia volevano colonizzare per risollevare le casse di un regno prossimo alla bancarotta. Ma per salvare le apparenze si voleva che a proclamare la nascita del Regno d'Italia fosse non tanto il Parlamento esistente nell'ottobre del 1860, che rappresentava solo i territori settentrionali, bensì un nuovo Parlamento con gli eletti di tutte le province annesse. Così prima si fecero le elezioni per il nuovo Parlamento e poi si procedette al voto del progetto di legge. Il re, pur diventando re di un nuovo regno, mantenne nel nome la numerazione sabauda, quindi non diventò Vittorio Emanuele I re d'Italia, come sarebbe stato logico. La continuità della numerazione serviva a sottolineare il carattere di progressiva espansione del Regno di Sardegna. Per 141 anni Piemonte e Savoia erano stati sardi con lo stemma dei 4 mori di Sardegna impressi su tutti i documenti ufficiali del regno. Il 17 marzo 1861, con il nuovo nome di Re d'Italia, l'aggettivo sardo verrà sostituito con l'aggettivo italiano. La cerimonia del 17 marzo 1861 a Torino segnò quindi la nascita del Regno d'Italia.
Alla cerimonia erano presenti diverse personalità politiche e militari. Con Vittorio Emanuele II, re di Sardegna e primo re d'Italia, c'erano Camillo Benso, conte di Cavour, primo ministro del Regno di Sardegna e poi del Regno d'Italia, Luigi Federico Menabrea, politico e militare italiano, che sarà primo ministro del Regno d'Italia, e il generale e politico Alfonso La Marmora, che sarà in seguito ministro della guerra. Alla cerimonia non c'era invece Giuseppe Garibaldi, la figura chiave della campagna per l'unificazione italiana, il condottiero che aveva guidato la spedizione dei 1000 fino alla conquista di Napoli, non era presente. Si trovava a Caprera, la sua isola in Sardegna. Osteggiato dal re e da Cavour, alla fine della spedizione dei 1000 era contrario che Torino diventasse capitale dell'Italia unita e avrebbe voluto proseguire per la conquista anche di Roma, che all'epoca era ancora sotto il controllo dello Stato Pontificio. Così, dopo aver ceduto a Vittorio Emanuele lo sconfitto Regno delle Due Sicilie, Napoli compresa, Garibaldi era stato caricato a bordo della nave Washington e mandato a Caprera. Mentre Garibaldi usciva dal porto, le navi della squadra inglese gli resero onore con una salva di saluto, come se si fosse trattato di un sovrano. Non fecero altrettanto i cannoni delle navi sabaude, un silenzio eloquente forse per il timore di sminuire la figura di Vittorio Emanuele. Mai Cavour, Vittorio Emanuele, i piemontesi e i moderati avrebbero perdonato a Garibaldi le battaglie vinte e quel regalo che lui si era permesso il lusso di fare ad un re. 10 vittorie che per un re piuttosto piccolo come Vittorio Emanuele II erano davvero troppe. Garibaldi rimase relegato a Caprera, mentre i piemontesi iniziavano a prendere quanto loro serviva dalla colonia del sud, diffondendosi a macchia d'olio nella penisola e, come racconta Garibaldi nelle memorie, trovarono la tavola apparecchiata e vi seddettero, banchettando lautamente e allegramente. Allora, Patrizio Zanella. Ma una cosa che cercherei di evitare, proprio per il bene della storia, è quella di non cadere nella dinamica delle opposte tifoserie. Non siamo qui a perorare, posizioni, a mio avviso, di parte. Faccio solo un esempio. Non è che il sud prima dell'annessione fosse un paradiso e dopo con l'annessione sia diventato un inferno, in primis, perché anche questa è una visione unilaterale che non dà giustificazione invece del lento processo e di quei passaggi che anche a livello economico e politico ci sono stati. E la visione altrettanto idealistica è quella che ha dato linfa a questo progetto unitario, è quella che ha reso possibile poi questa convergenza in uno scacchiere internazionale. Ricordiamo poi come l'Inghilterra, visto che stiamo citando molto l'Inghilterra, stava cercando di dipingere un Mare Nostrum britannico, certo, e voleva in primis avere proprio il controllo del Tirreno e dei mari, in primis l'Inghilterra era, e altrettanto questo invece era frenato dai francesi che invece volevano controbilanciare. Poi ci dimentichiamo, ma è giusto tenerlo bene in mente, ricordiamo anche che il regno dei Borbone era in una lunga prospettiva ormai allo sfascio. È giusto ricordarlo che se Garibaldi ottiene tutto questo seguito, perché da 1000 arriva a 30, 20, 15.000, perché ogni città se ne uniscono sempre, abbiamo anche delle unità appunto del regno dei Borboni che passano proprio facilmente a sostenere questa risalita dal sud. No, il 9% dei volontari erano meridionali, il resto erano tutti settentrionali. Ricordo gli studi più recenti, le fila dei garibaldini non è che sono fila che attingono solo al mondo dei contadini, attingono anche dai Borboni come esercito. Le faccio solo questo esempio. La Marina si consegna totalmente
su questo guardi, ci sono storici da Paolo Macri, io ne cito Lucio Villari. Parlate uno alla volta. Mi cita Macri? Paolo Macri, le cito questo, certo, Unità Mezzogiorno, Lucio Villari. Ho fatto 2 esami con Macri. Macri dice, a proposito, in una bellissima intervista a Paolo Mini di qualche anno fa, che in realtà aderì a questo patto garibaldino la parte peggiore della società siciliana, praticamente la mafia. Insomma, lo dice Macri, non lo dico io. Ecco, Macri dice tante verità. Vediamo se su questo lei converge. Le dico solo un'altra cosa, che con l'unità delle 2 Sicilie avvenuta nel 1816, che vengono unite le 2 monarchie, Sicilia, cioè Palermo e Napoli, assistiamo anche a una conflittualità che perdurerà per altri decenni. Non è che Palermo e Napoli si volessero tanto bene, e quindi Garibaldi si inserisce anche su una conflittualità già permanente fra le regioni e trova seguito appunto nelle città dove passa. Allora, e come aderisce la mafia? Avevano già provato nel 21 a limitare il potere dei Borboni, ci riprovano nel 48 e sono tutte azioni interne. Tutti i modi, sai che cosa? Infatti, lei penso che lei conosce meglio di me Benedetto Croce, no? Benedetto Croce, che certamente non è un amante del Borbone, dice: noi dobbiamo ringraziare per sempre il buon Ferdinando II di Borbone, perché se non fosse stato per lui, per colpa dei moti inglesi e non italiani, noi oggi avremmo regalato una parte dell'Italia, quella meridionale, all'Inghilterra. Questo lo dice Benedetto Croce. E quindi il crollo delle 2 Sicilie, dice Benedetto Croce. Allora, io condivido perfettamente la posizione del dottor Zanella. Questa narrazione di un mondo preunitario meridionale fatta tutta di meraviglie non la riconosco. Nessuna meraviglia. Non rientra nei intanto i Borboni stessi sono spagnoli, non sono italiani nemmeno. Ma perché spagnolo? Ma neanche uno che nasce, allora, vive e muore a Napoli è spagnolo. Scusate un attimo, io vorrei dare soltanto, un attimo solo, per piacere. Io vorrei dare soltanto solamente un dato fondamentale. L'economia del Regno delle 2 Sicilie era superiore all'economia di tutto il resto dell'Italia dell'epoca. Non so a se me non spiego. Risulta, guardi, lo allora spread, io ero venuta a preparare di letteratura, io la lascio parlare volentieri un attimo che finisco. Sì, allora, lo spread che esisteva anche allora era gestito, come oggi lo gestisce la Germania, era gestito allora dal Regno delle 2 Sicilie. Tra i titoli di Stato dei Borboni e i titoli di Stato dell'Austria, che era l'impero più grande dell'epoca e aveva capitali non indifferenti, c'erano 3 punti di differenza, cioè sotto ci stava l'Austria, sopra erano i Borboni. Questa era l'economia dell'epoca. Il resto dell'Italia era un disastro. Per la parte centrale gestita dal Vaticano, lo sappiamo come veniva gestita, e la parte del nord sappiamo quello che era. D'altro canto Vittorio Emanuele II firma i cambiali per avere 2 bastimenti di media grandezza per riuscire a mandare 1000 persone in Sicilia a fare che cosa? I siciliani che si alleano ai garibaldini sono pagati profumatamente con i soldi che Ippolito Nievo tira fuori dalle banche, dal Banco di Sicilia e anche dalle altre banche, al punto tale che gli ospedali che ospitavano i malati devono chiudere perché non hanno più soldi per dare da mangiare o curare i siciliani che erano stati ricoverati. Questi sono fatti, dopodiché ognuno traga le sue conclusioni, e direi che il sud di adesso non è il sud di quell'epoca, è esattamente il contrario. Poi che l'Ansaldo fosse palermitana e va a finire a Genova, vabbè, questo è un dettaglio, cosa volete? Prendiamo una Ansaldo, non so se mi spiego, è stata portata a Genova. E come mai? Ecco, tutte queste cose vanno considerate, dopodiché vediamo Garibaldi effettivamente che viene spazzato via dagli inglesi. E perché viene spazzato via? Perché non è più necessario. Ma cosa gli fanno gli inglesi perché non sono stupidi? Non si vogliono inimicare Garibaldi, se lo vanno a prendere a Caprera, lo portano in Inghilterra e gli fanno un festeggiamento tale
che la regina Vittoria si incavola, dice: ma come, a lui che è un morto di fame e sarà un eroe dei due mondi, io la regina non ho mai avuto tanto apprezzamento quanto gli inglesi avevano nei confronti di Garibaldi. Ecco, tanto per capire, questi sono fatti, non commento. Prego, allora io lascio lo spazio a Patrizia Zambon, prego. Allora, io sono un letterato, non sono uno storico. Mi colpisce molto in tutto questo discorso la non valutazione dell'aspetto di tipo sociale. Quando si parla di una condizione prospera del Regno delle Due Sicilie, ci si riferisce praticamente esclusivamente a un mondo dei maggiorenti, ai baroni, al mondo feudale che ancora, alla struttura di tipo feudale che ancora contraddistingueva questa parte d'Italia e alla quale poi corrispondeva, a me risulta, invece una massa enorme distesa, francamente, di diseredati. Questa prospera condizione che viene raccontata mi trova del tutto proprio stupita, perché non è ciò che risulta da me, per quel poco che posso aver seguito delle vicende anche dal punto di vista storico. Tutti i parametri che si potevano usare nel paragonare la condizione delle regioni settentrionali dell'Italia con le condizioni delle regioni meridionali dell'Italia vedono al contrario un notevole dislivello. Io me ne sono appuntata soltanto uno, perché è quello che assomiglia di più alla mia di professionalità, cioè il livello di alfabetizzazione nel 1860-61. Lo leggo così, almeno il professor Ciauso vuole dei numeri, dei fatti, vedo di dare un fatto, uno dei pochi che mi sono annotata. Per esempio nel regno quelli che erano stati i territori del regno di Sardegna e della Lombardia, nel 61 su 1000 persone di sesso maschile 539 sapevano leggere e scrivere, mentre per quanto riguarda le donne erano 426. Quando si va nell'Italia centrale, Emilia, Toscana, Marche e Umbria, ogni 1000 abitanti erano 359 gli uomini, i maschi, che sapevano leggere e scrivere, mentre 641 erano analfabeti. Nell'ex regno delle Due Sicilie, la presenza degli alfabetizzati su 1000 abitanti di sesso maschile era di 164, 835 erano analfabeti. Per quanto riguardava le donne, sapevano leggere e scrivere su 1062, 938 erano analfabete. Questo per esempio è un fatto, l'unico che mi sono appuntata, ma in realtà ciò che ho avuto occasione io di leggere nel tempo e che metteva a comparazione ad esempio le reti stradali, ad esempio la rete ferroviaria. Nievo parla continuamente nelle sue lettere dell'angoscia delle strade di Sicilia, tra l'altro ne parla anche Lampedusa, guardate, per riprendere un autore che assolutamente non è sospettabile di non essere stato dalla parte della passione per la gente di Sicilia come Tomasi di Lampedusa, che scrive molto dopo e che pur se scrivendo un scrittore di straordinaria bellezza è sempre documentatissimo, cioè non dice delle cose sulla base della propria fantasia ma parla a ragion veduta. Lui dice che addirittura le strade di Sicilia erano in condizioni talmente disastrose da avere costato addirittura il posto al governatore dell'epoca, ma per dirne una, poi tutto il Gattopardo, noi fummo i Gattopardi e i leoni, quelli che si seguiranno saranno gli sciacalli e le iene, ma tutti quanti Gattopardi, leoni e pecore continueremo a crederci il sale della terra. Quando fa questa frase che è celeberrima, sono appena il principe di Salina assieme a Chevalley, se voi vi ricordate, hanno appena attraversato Donna Fugata all'alba perché il principe sta andando a caccia e Chevalley deve rimontare in carrozza per riprendere il suo viaggio. E le strade che vedono, i posti, la miseria estrema, è talmente rilevante il grado di miseria che addirittura è Salina
vuole spiegare all'emissario piemontese che cos'è che ha generato, da dove deriva, e dà questo sguardo abbastanza disarmato e disincantato sulla condizione, sulla possibilità di miglioramento. Questo è vero, dice dubito che anche il nuovo regno avrà molte meraviglie in serbo per noi, però dice anche noi siamo così perché siamo bianchi come la regina d'Inghilterra, ma da 2000 anni siamo colonia. Sono sempre venuti popoli esteri, stranieri, sì, che hanno conquistato l'Italia a partire dallo sbarco dei greci, sì, perché si conta 2000 anni, vuol dire che fa un discorso molto sì, antico. Ultimi gli spagnoli, i Borbone sono spagnoli, sono perfetto, la dominazione. Scusate, i Borbone sono nati, vissuti e morti a Napoli, ma come sono spagnoli? Solo Carlo di Borbone era spagnolo. Un attimo, De Gennaro, De Crescenzo, un attimo. Scusate, io chiedo a ciascuno di voi non pareri ma fatti. Allora, il regno dei Savoia, l'analfabetismo in Sardegna, che è il regno di Sardegna, è una che sa leggere e scrivere su 100 persone. E hanno distrutto l'economia della Sardegna quando hanno conquistato la Sardegna, i Savoia, hanno distrutto l'economia e hanno fatto un massacro di migliaia di sardi. Quindi se invece nel Regno di Sardegna andiamo a Genova, troviamo che il 70% sa leggere e scrivere e sa far di conto. Come in Italia, se vado a Venezia le veneziane nel Medioevo sapevano leggere e scrivere, perché era una necessità economica. Allora non possiamo fare purtroppo una statistica oggi a distanza di tanto tempo dicendo la Sicilia è così piuttosto che Napoli così. È vero, però quello che conta è l'economia, sia allora che adesso. Ma è un'economia riservata esclusivamente ad scusi, perché abbiamo poco tempo, se possiamo progredire, poi vi lascio riprendere il discorso perché abbiamo degli altri contributi da mandare in onda. Allora, sono 4, il terzo contributo, Unità d'Italia per salvare il Savoia, secondo i nostri documenti. Prego. Unità d'Italia, una questione di soldi. Nel 1860 Cavour era tornato al governo del Regno di Sardegna, che era sull'orlo della bancarotta. Nel 1848 il debito piemontese era di 168 milioni di lire, 10 anni dopo, nel 1859, era quasi 10 volte di più, 1 miliardo e 120 milioni di lire. Era il più alto tra tutti i regni che si dividevano la penisola e pagava interessi pari a 68 milioni annui, 3 volte in più di quello che pagava il ricco regno delle due Sicilie. Il Piemonte non aveva risorse, l'unica era la città di Genova. Erano stati gli sperperi di Camillo Benso, conte di Cavour, e restavano fuori anche i 78 milioni non ancora pagati per i danni di guerra all'Austria del 1848. A finanziare il debito erano stati i banchieri Rothschild, creando però così un rapporto di dipendenza. A questo si aggiungeva un bilancio in rosso anche per gli oneri legati alla guerra in Crimea, anche questa voluta da Cavour. Il regno quindi era prossimo alla bancarotta e per evitarla c'era bisogno di altri territori, altre risorse dal resto della penisola. Per questo era necessario mettere le mani nelle tasche dei sudditi e in quelle più ricche dei borbonici che vivevano nel ricco regno delle due Sicilie. L'Unità d'Italia fu dunque un espediente messo in atto da Cavour che, alimentando l'irredentismo, spinse per le annessioni e tutto per salvare dal disastro economico il piccolo regno piemontese. Il denaro per questa operazione arrivò tramite i Rothschild, il banchiere Abrami e poi dai depositi del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli. Con questo denaro Garibaldi e le sue camicie rosse riuscirono a conquistare il regno borbonico. Una impresa basata non sugli scontri, ma sugli incontri con gli alti ufficiali borbonici che alle battaglie preferivano la corruzione ed una carriera assicurata.
Una storia raccontata esplicitamente da Nino Bixio nel suo diario, quando scrive che gli emissari percorrono la Sicilia e comprano a peso d'oro le persone più influenti con i soldi degli europei. Metà della marina regia borbonica è già dalla nostra parte. La storia dell'unità, insomma, è qualcosa di ben diverso da come è stata costruita e raccontata a posteriori a scopo patriottico, ossia la storia degli eroi che si erano immolati per la libertà e l'indipendenza. Il vero motore per l'Italia unita fu il denaro, che sarebbe servito a salvare un piccolo regno, trasformandolo in una nazione ancora più indebitata. All'atto della nascita, il Regno d'Italia aveva già un debito di 2,5 miliardi di lire, negoziato alla Borsa di Parigi tramite i banchieri Rothschild. Con i soldi del Regno borbonico, però, il Piemonte si salvò dalla bancarotta. Garibaldi si prese le sue glorie e Cavour riuscì a gestire la politica economica del Regno di Sardegna. Alla luce di questo non deve stupire l'esplosione del fenomeno del brigantaggio o la questione meridionale, nati proprio a causa di questi eventi. Non deve sorprendere nemmeno la narrazione dei meridionali contadini analfabeti e fannulloni, con i settentrionali scaltri e grandi lavoratori. Una narrazione fuori luogo, dovuta a centinaia di anni di storia studiata nell'ottica di chi l'ha scritta, e cioè del vincitore. Vincitore che avrebbe dovuto essere il popolo italiano, ma a vincere nel 1861 furono solo il denaro, la politica di Cavour e gli interessi della famiglia Rothschild. L'unità d'Italia fu quasi una presa in giro che oggi ci piace raccontare come fosse la verità. Prego Zanella, tocca a lei che non ha ancora battuto parola. Ma avrei una chiosa da fare sulla opulenza attribuita al regno dei Borbone. Erano briciole per quanto riguarda la opulenza che poteva presentare questo regno, non tutto il territorio. Ricordiamo che avevano le fonderie di Pietrazza. In Italia c'era un regno più ricco, Sì. regno più ricco dei Borboni? Sì, no? C'era quello del Piemonte. Sì. No. Allora, non era ricco. Allora, mi lasci, prego, facciamo chiarezza. Allora, le porto solo dati. Se un discorso è più organico, magari non c'è il tempo di farlo in questo mentre. Al momento dell'annessione abbiamo sentito il Regno del Piemonte ha un debito pubblico che si aggira sul 1,1 miliardi. Quando viene annesso il Regno delle Due Sicilie, non è un regno che sia opulento, che abbia soldi da portare al Piemonte, ha un altro, debito di 700 milioni. Si somma insieme, quindi è stato detto proprio in questo filmato, siamo vicini ai 2 miliardi di debito pubblico che viene ad essere associato, se parliamo proprio di numeri e di fatti. Ma quello che ci tenevo un po' a sottolineare che c'è una punta dei Borbone che paventano una maggiore ricchezza. Possiamo dirlo in che modo? La cosiddetta è stata la prima ferrovia 1839, certo. Le fonderie, alcune industrie meccaniche, ma non sono rappresentative di tutto il territorio. No, certo. Ecco, questo lo dobbiamo tenere presente, perché se andiamo a vedere dei dati, che le ferrovie nel Regno di Sicilia erano di 99 chilometri, mentre in Piemonte ne avevano 850 di chilometri di ferrovie, perché era necessario, poi facevano le guerre. Quindi lo stesso le strade, 13.000 chilometri di strade nel Regno delle Due Sicilie e 37.000 tra Piemonte, Liguria e Lombardia, per dire, ecco. Quindi sappiamo bene che la viabilità determinava anche il commercio. Quindi è un mito pensare che il regno dei Borbone fosse benestante o ricco rispetto al nord. Poi c'era un altro grosso divario, l'agricoltura. Vorrei precisare, non sto dicendo che era il più ricco, che stavano tutti bene. Io faccio come tutta l'economia di questo mondo, nel momento in cui in un certo periodo di tempo, in un certo anno, si fa una comparazione tra, come adesso, Germania, Italia, Francia, Stati Uniti, Cina. Allora bisogna comparare a quell'epoca i debiti della Francia, dell'Inghilterra, dei Savoia, del Papa e quello dei Borboni. Allora,
secondo i numeri che noi ereditiamo, i Borboni erano i meno indebitati ed erano i più ricchi e stampavano moneta, tant'è che dopo l'Unità d'Italia i Savoia continuano a usare il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia per stampare denaro addirittura falso, al punto tale che chiudono tutto perché se no va in fallimento tutto il sistema. Questo non so se lo ricordate. Veramente un ultimo dato, è corretto quello che sta dicendo. Il divario fra il centro-nord con il sud è soprattutto determinato dall'agricoltura. Abbiamo un latifondo al sud che non tiene conto anche della lavorazione o di una riforma che è sempre stata feudale. Non c'è stata la mezzadria che c'era al nord, per dire, che aveva consentito uno sviluppo e una coltivazione diversa, e questi per dei contadini che avevano nella terra la maggiore risorsa si fa capire il grande gap che c'era fra l'agricoltura del centro-nord e quella del sud. Diciamo che sì, in parte. Mettiamo che dopo l'Unità d'Italia c'è la tassa sul grano, poi tolgono l'enfiteusi, che è uno dei fondamenti dell'economia del meridione. Cosa vuol dire? Io non sono proprietario della terra, ma possiedo la terra, e finché la possiedo, questa è una tradizione antica, medievale, posso continuare a coltivare, e se mio figlio, se continua a coltivare, e diventa una questione ereditaria e diventa la ricchezza del meridione. Perché hanno tolto l'enfiteusi? Per fare dei poveri, no? Poi la tassa sull'emigrazione. Quando i Savoia aumentano di 10 volte le tasse, 10 volte, cosa succede? Che la gente deve emigrare. Ma addirittura vanno nel Pantanale in Sud America a dire voglio comprare un pezzo di Pantanale e ci deporto i meridionali. Poi siccome costa troppo allora vanno in Malesia, famosa tigre della Malesia che non c'entra niente, ma costa ancora troppo, e allora cosa fanno? Li fanno impoverire al punto tale che devono emigrare. Il sogno americano è questo. Ma allora cosa inventano i Savoia? La tassa sull'emigrazione. Vuoi andare all'estero, paghi la tassa e poi vattene. Questo è costruire un paese? Questa è la mia domanda. E questi lascio ai telespettatori il commento a questi provvedimenti. Tagliano tutti i gelsi del meridione. Perché tagliano i gelsi? Cosa c'entravano i gelsi con... Perché una buona produzione della seta era nel meridione. Ed era una tradizione diffusissima presso i contadini. Era una risorsa che non era fondamentale, ma integrava quello che era il fabbisogno di un contadino. Anche allora i contadini nel meridione non stavano bene, ma non stavano bene neanche al nord, e ne abbiamo ancora adesso. Qui sui Colli Euganei i contadini stanno male, perché bisogna invertire l'economia, ma questo è tutto un altro discorso. Allora, se io faccio queste operazioni, voglio colonizzare il meridione, perché c'è il detto fatta l'Italia, facciamo gli italiani, come se questa Italia e tutte le tradizioni e tutte le opere d'arte che sono state fatte fino al 1861 fossero delle puttanate. E invece no, l'Italia l'hanno fatto gli italiani, quelli veri, i siciliani, i padovani, i veneziani, i genovesi. I Savoia hanno distrutto l'Italia, perché dal 1861, considerate quante guerre sono successe, 66, la guerra in Libia, la guerra, addirittura siamo andati in Cina con la guerra dei boxer, abbiamo fatto la prima guerra mondiale, la guerra in Libia, la guerra in Eritrea. Quante guerre abbiamo fatto? 20 guerre nell'arco di 80 anni. Non so se mi spiego. E questo... La ricchezza dell'Italia, le opere d'arte dell'Italia, perché l'Italia, nonostante fosse vessata da dinastie straniere, hanno creato delle opere d'arte che ancora ci sono. Questa è la differenza, perché non facevano guerre, subivano, ma era un bel detto e non era negativo. O Francia o Spagna, purché se magna. Perché era giusto, che me ne frega me andare a portare i figli in guerra. Preferisco coltivano la terra,
c'è anche una coltivazione di emergenza, c'è una coltivazione ricca, c'è la sopraffazione dei nobili sui contadini, questo è sempre stato, ma poi abbiamo 2 pesi e 2 misure dove i Savoia fanno esattamente quello che hanno fatto in Sardegna quando l'hanno conquistata un secolo prima. Hanno fatto una strage. E la deportazione dei meridionali arriva fino alla prima guerra mondiale, quando i siciliani venivano portati al fronte e dovevano essere degli graduati siciliani perché non riuscivano neanche a parlarsi, e la chiamavano la fuffa. E il signor, diciamo, il generale Cadorna diceva: costa meno fare ammazzare un soldato, usare un soldato, che usare le armi. Questa è l'Italia che abbiamo ereditato. Non ci meravigliamo che la situazione è questa. E allora, se riusciamo a entrare in quello che è stato l'Italia, riusciamo anche a capire come ci muoviamo e chi siamo in questo momento. Prego. De Crescenzo. No, ho sentito dire più volte di questo paradiso di Borbone. Qua nessuno ha mai parlato di paradiso, questo è un mito al contrario, cioè nessuno parla di paradiso, però io mi ritrovo, no, dei dati alla mano che forse è opportuno citare in questa sede rapidamente. La professoressa prima parlava del Gattopardo come se fosse una cronaca del tempo di Borbone. Lei sa meglio di me, la professoressa, che quel libro è stato scritto nel 1958, quindi non è una cronaca, una testimonianza diretta delle 2 Sicilie. Detto questo, però, a proposito degli aspetti sociali, professoressa, io mi trovo nel Regno delle 2 Sicilie fino al 1860 la più alta percentuale di medici per abitanti, la più alta percentuale di ospedali per abitanti, certo, la più bassa mortalità infantile rispetto al resto dell'Italia. Questo è o no un aspetto sociale importante? Mi trovo tra l'altro i più alti indici di crescita demografica. La popolazione del sud Italia dal 1750 al 1850 è più che raddoppiata. Dopodiché questo trend si ferma clamorosamente e tragicamente fino ad arrivare a dati drammatici come quelli del 1863, in cui i vivi, al sud soprattutto, superano i nati, cioè sono più bassi di quelli dei morti al sud, cosa che poi capiterà anche in tempi più recenti. Quindi tutti questi trend sono o no aspetti sociali? Per quello che riguarda tutti i vostri scrittori raccontano... Perché tutti i vostri narratori raccontano invece di una condizione di estremo degrado, di grande miseria? Ma lei non può pensare che la letteratura sia la storia, sono 2 cose diverse, l'ha detto prima lei all'inizio. I nostri narratori, per esempio Lampedusa, lo stesso Verga o gli altri che hanno detto delle cose, lo dicono, ma no, non è tutti, lei conosce i suoi, io conosco i miei, e tra l'altro dei narratori che possono avere una visione parziale per avere il successo che poi hanno avuto nella letteratura ufficiale, questo è ovvio, no? In tutta l'Italia, non solo nel sud dell'Italia. Io guardo ai dati archivistici, io sono specializzato in archivistica dopo la laurea e mi sono andato a raccontare le oltre 5.000 fabbriche solo nel sud continentale. La più alta percentuale di industrializzazione in Italia era al sud. La Calabria, certo, la Campania e la Puglia erano le regioni più industrializzate d'Italia. Certo. Di che parliamo? E queste regioni che avevano saputo costruire tanta ricchezza e tante meraviglie, è bastato soltanto che arrivassero un po' di garibaldini. Ma quali garibaldini? Ho detto che erano 50.000. Tutte le loro capacità. Ma quali capacità? Erano oltre 50.000 garibaldini, e dopo poi i 50.000 garibaldini di cui le ho detto, e la invito a leggere i dati dell'Archivio di Stato di Torino, che sono molto, molto chiari e precisi sul numero e sulla provenienza di questi garibaldini. Al di là di questi 50.000 garibaldini, lei sa meglio di me che subito dopo lo sbarco garibaldino arrivano al sud circa 200.000 soldati sabaudi. Di che cosa parliamo? Quello si chiama brigantaggio, ma quella è una lotta di resistenza del popolo meridionale contro quella che veniva avvertita come un'invasione. Lei quelle vittime non le conta, ma qua parliamo di 500.000, di 600.000 vittime uccisi negli scontri, fucilati senza processo, deportati in tutto il resto dell'Italia, nelle fortezze militari e anche nelle caserme, anche negli ospedali, addirittura nelle case private. C'è una legge Pica che dal 1863 consentiva la deportazione dei meridionali con una legge che si chiamava il domicilio coatto. Di che cosa parliamo? Qua si parla di centinaia di migliaia di vittime, conseguenze di questo benedetto e maledetto risorgimento. A proposito di aspetti invece più strettamente economici, 5.000 fabbriche nel sud continentale me ne sono contate uno sull'altra nei fasci dell'Archivio di Stato di Napoli, nei fondi Ministero Agricoltura, Industria e Commercio. La più alta percentuale di operai in Italia. Al sud c'erano 1.600.000 operai. In Italia all'atto, miseria del sud da che cosa dipendeva?
Da che cosa deriva? Tutta la miseria del Sud da che cosa deriva? Ma lei legge i libri, i romanzi e parla di miseria, ma quale miseria? Se lei legge gli studi di 2 o 3 docenti universitari, colleghi suoi, ma storici però, e le cito i nomi, se vuole li trova anche online, si chiamano Daniele, Malanima, Fenoltea, Ciccarelli, John Davis, che è uno dei più grandi storici mondiali, i quali parlano con dati alla mano di quello che lei dice al contrario. No, la tesi, dice il grande John Davis, dell'arretratezza meridionale preunitaria è una tesi inventata dagli storici risorgimentalisti. Lo dice John Davis, che non è borbonico, è il più grande storico americano vivente. Va bene? È un libro che ha pubblicato appena 7-8 anni fa e che la invito a leggere perché non è letteratura, è storia dati alla mano. Daniele, Fenoltea, Ciccarelli e Malanima, sono 4 docenti universitari molto in gamba, molto aggiornati, parlano di redditi medi e di PIL relativo al 1860 che al sud erano pari o superiori al resto dell'Italia. Parliamo di redditi medi, non dei ricchi, dei nobili o dei borboni, redditi medi. Quindi tutta la massa dei contadini la fascia dei contadini, come ha detto giustamente il dottore in sala prima, nello studio prima, c'erano contadini poveri al sud e contadini poveri al nord. Del resto la pellagra è una malattia che stava al nord, così come magari la miseria. Le cito un altro dato che le dovrebbe farla riflettere anche in termini letterari. Sa quanti emigranti risultavano dal sud dell'Italia fino al 1860? Zero. A parte i 92 esuli che emigrarono a Torino, c'erano 0 emigranti, non c'era l'emigrazione al sud, non c'erano richieste di passaporti, non era il paradiso, ma non si partiva. Del resto dell'Italia, anche in Veneto purtroppo, in Liguria, in Sardegna e soprattutto nel resto dell'Europa già si partiva a milioni. Com'è che questo popolo, che è quello meno adatto a emigrare, diceva il buon Calaoloa in un suo scritto, dal 1870 in poi, finita la guerra del brigantaggio, diventa il popolo che più diventa emigrante in tutto il mondo. 5 milioni di meridionali dal 1870 al 1913. C'è qualcosa in questo racconto che non quadra. Quindi questa miseria di cui le parla probabilmente è una miseria letteraria. Detto questo, 0 immigrazione rispetto a quello che invece poi sarebbe successo dopo, io le cito un altro dato che mi pare che non conti nulla. Io mi conto, lo dico al professore che è in lo studio stasera, oltre 500.000 vittime meridionali e quindi mi conto 500.000 abitanti in più al sud. Non può essere un dato irrilevante questo, in circa 10 anni di questa guerra di brigantaggio che fu un massacro in tutto il sud dell'Italia. Se per caso la Svizzera decideva di invadere il Piemonte, lo invadeva con 3 vigili urbani, non c'era più un soldato in Piemonte, stavano tutti al sud. Di che parliamo? Il risorgimento fu anche questo, fu distruzione di paesi interi, fu una carneficina, fu un massacro di persone bruciate nelle proprie case a Ponte Landolfo, a Casalduni, a Oletta, a Bagnara Calabra, a Fagnano in Calabria, in Sicilia pure, tra l'altro c'è un brigantaggio siciliano che non ricorda nessuno. Quindi c'è evidentemente qualcosa che è successo in questo paese che non viene raccontato come, ma nessuno ha mai parlato di quale paradiso? Nessuno parla di paradiso. Non esiste il paradiso a Napoli o a Palermo nel 1860 come non esisteva a Torino o non esisteva a Milano. Esiste un paese che aveva un suo sviluppo. A me piace guardare ai trend di sviluppo. Se le industrie del sud erano 4.000 nel 1800 e diventano 5.000 nel 1860, sarebbero diventate probabilmente 7.000 nel 1880. Se queste industrie invece diventano 4.000, 3.000, 2.000 e 1.000, c'è qualcosa che non va subito dopo l'unità d'Italia. È uno sviluppo di un paese che decide di svilupparsi in maniera duale, in cui una parte deve consumare e uno deve produrre. Cioè io non dico che l'Italia andava unita, anzi le dico di più, l'Italia andrebbe unita nei diritti, perché poi se associamo tutto questo a quello che è l'attualità, noi vediamo che c'è una parte di paese. Tutti gli esponenti politici le devo fare i nomi siciliani e meridionali che sono stati ci sono due modi, sono stati poi grandi ministri del Regno d'Italia, perché lei sta parlando di un periodo purtroppo di un governo che è stato in parte molto importante. Allora, sai chi ha fatto la più grande, a proposito di letteratura, io la invito, guardi, restiamo in contatto, le mando un po' di riferimenti, anche relativamente a quello che è la piaga dell'alfabetizzazione. Non abbiamo il tempo di parlarne ora, mi farà piacere mandarle qualcosa che ho scritto tempo fa, dopo 2 anni di ricerche nell'archivio del Stato di Napoli. Quei dati del censimento relativi all'alfabetizzazione nel sud e nel resto d'Italia sono veramente sconcertanti. Per quello che riguardava il numero di scuole elementari pubbliche e private che c'erano nel Regno, per la filosofia che governò quei censimenti. Lei, se legge gli atti parlamentari nelle settimane successive alla pubblicazione di quei censimenti, leggerà polemiche infinite di deputati, anche milanesi, anche torinesi, che dicono: guardate che voi state facendo propaganda, non è così che si fa una statistica. Okay? Quindi molti di quei dati sono dati strani. Sa dove sono quei dati relativi al censimento dell'alfabetizzazione del 1861? Professoressa, sono scomparsi, non ci sono più.
Ho fatto una richiesta ufficiale al Ministero dell'Agricoltura e del Commercio, che avrebbe dovuto conservarli, mi hanno risposto ufficialmente che quei dati sono andati dispersi nel corso di questi anni. C'è qualcosa in questo racconto che non quadra purtroppo e che va analizzato nei dettagli, parlando di scuole, parlando di alfabetizzati, ma anche parlando di quello che è stato uno sviluppo di un paese che ha deciso di andare a due velocità, uno per quello che riguardava una parte, quella meridionale, e un altro per quello che riguardava l'altra. Era un paese governato in modo significativo da esponenti del meridione. Allora le faccio un nome per tutti, Francesco De Santis, lei conosce certamente 100 volte meglio di me. Sa che cosa ha fatto, oltre a un'opera meritoria? Il ministro della pubblica istruzione. Ecco, il ministro della pubblica istruzione. Esatto, il buon Giovanni Gentile, per discolparsi del fatto che in epoca fascista gli dissero che lui stava facendo delle epurazioni vergognose, sai che cosa fa? Cita i dati delle epurazioni di De Santis. De Santis è il più spietato selezionatore e come dire, cancellatore, tra virgolette, delle classi dirigenti meridionali. Fa una legge secondo la quale chi aveva una cattedra al tempo dei Borbone la perde dopo l'unità d'Italia. Sono stati licenziati astronomi, geometri, matematici, solo perché avevano avuto una cattedra, non vengono riconosciute le lauree. Questo grazie al buon Francesco De Santis. Ecco cosa ha fatto Francesco De Santis per la sua terra. Ecco perché venivano assunti come ministri, perché dovevano seguire una logica che era quella di un sistema che in qualche modo doveva essere nordcentrico. Se lo accetti è bene, se non lo accetti è male. De Santis fa queste operazioni, io lo ammiro molto per quello che ha fatto. Per esempio lui al contrario, Luigi Settembrini, a me risulta che al contrario, Luigi Settembrini per esempio prende la cattedra di letteratura italiana a Bologna. Luigi Settembrini, io le invierò Luigi Settembrini che prende le cattedre perché era anti-borbonico. Dunque io non ho un elenco di elementi. Sa che cosa dice Settembrini a proposito? Io non ho un elenco di elementi Settembrini, poter rispondere alle cose che lei dice, perché non ho io l'elenco ce l'ho come la sua, che francamente mi sembra una prospettiva più ideologizzata, che mi sembra che lei è fatta del presupposto di sostenere una tesi che deve essere quella della distruzione del lei, Sud. E lei al contrario, lei sostiene la tesi della bontà dell'Italia. Non sono in grado di rispondere oltre certi limiti, però francamente tutta una serie di riferimenti che risultano del tutto normali. Pasquale Stanislao Mancini, napoletano che diventa ministro degli esteri, è tutto un susseguirsi di personalità meridionali che entrano nei... Posso interrompervi perché ho necessità di concludere. Voglio solo fare una domanda alla professoressa, poi l'ultima domanda proprio secca, netta. Sa per quanti anni ha governato un premier meridionale in Italia in questi 160 anni di Italia Unita? Perché c'è questo mito che dice che in realtà i meridionali 160 anni sono troppi per poter valutare di come è stato fatto il risorgimento. Ok, ma sai per quanti anni ha governato un premier meridionale, compreso Conte, fino a qualche anno fa, qualche mese fa? Sai per quanti anni ha governato un meridionale? 28, 27 e mezzo. Quindi il suo, quello del paese governato da sud, è un mito, il mio no, il mio è un dato diverso. Settembrini prese le cattedre perché era anti-borbonico e Settembrini, l'altro, una volta prese le cattedre, una volta andare in pensione, sarà il più grande accusatore delle epurazioni fatte da De Santis, dicendo che tutto quello che loro avevano raccontato contro il Borbone erano tutte esagerazioni, che qualcuno ha preso per oro colato. Luigi Settembrini. Vi devo interrompere perché naturalmente abbiamo anche la trasmissione ha delle regole che dobbiamo rispettare di tempo e volevo aggiungere solo questo: dei 56.000 deportati dal sud che erano soldati che non si sono inchinati ai Savoia, sono stati portati nelle varie fortificazioni delle Alpi e furono imprigionati là, ma furono la minoranza. Quello che io ho scoperto che la maggioranza fu inserita nella galleria del Frejus e morirono scavando il Frejus, e quel Frejus era finanziato da Napoleone III, che voleva un collegamento con l'Italia anche per ragioni strategiche. Quindi questa è stata la fine dei soldati meridionali fedeli ai Borboni. Allora partiamo con l'ultimo pezzo perché riguarda proprio un padovano e quindi non possiamo trascurarlo, che è il povero Ippolito Nievo, quindi il contributo numero 4 rapidamente perché abbiamo solo 10 minuti. Grazie. Il mistero dell'Ercole.
13 giorni prima della proclamazione del Regno d'Italia, il 4 marzo 1861, il piroscafo Ercole salpò da Palermo. Una imbarcazione a vapore di circa 45 tonnellate di stazza, appartenente alla compagnia Calabro Sicula. A comandarlo il capitano Michele Mancino con 18 uomini di equipaggio, napoletani e calabresi, e 40-60 passeggeri. Era stipato fino al limite, con 232 tonnellate di merce. La destinazione era il porto di Napoli, dove avrebbe dovuto arrivare dopo 28 ore di navigazione. Circa 2 ore dopo partì con uguale destinazione e rotta il piroscafo Pompei, seguito dal vascello militare inglese Exmouth, proveniente da Messina. A bordo dell'Ercole viaggiavano diversi garibaldini, guidati da Ippolito Nievo, arruolatosi nei 1000 con il grado di colonnello, che portava con sé l'intera documentazione contabile. Era custodita in una cassaforte e riguardava la gestione finanziaria dell'impresa. Ricevute, fatture, lettere, denaro confiscato nelle banche siciliane e tutto quello che riguardava il patrimonio di cui era dotato Garibaldi, ma, soprattutto, le prove di un finanziamento di 10.000 piastre turche. La spedizione poteva contare su fondi che assomigliavano a 30 milioni di euro attuali. Questi erano stati raccolti da sottoscrizioni in Inghilterra, dal partito dei Whig e dei Tory, dalle associazioni mazziniane, dai fondi americani e dalla massoneria inglese, che da sola arrivò a raccogliere tra i 3 e i 5 milioni di franchi francesi, convertiti in piastre d'oro turche per rendere difficoltosa la tracciabilità della provenienza. Nei documenti di Nievo anche i conti della requisizione al Banco di Sicilia a Palermo, di 5 milioni di ducati, oltre 200 milioni di euro di oggi. 60.000 ducati sarebbero stati utilizzati per la corruzione dei generali borbonici, quale prezzo per la firma dell'armistizio. Ippolito Nievo era diretto a Torino. La destra liberale di Torino, con Giuseppe La Farina, braccio destro di Cavour, aveva avviato una campagna per screditare Garibaldi attraverso la stampa, accusato di malversazioni e irregolarità contabili. Garibaldi però chiamava in causa il tenente colonnello Ippolito Nievo, viceintendente ma responsabile operativo della gestione amministrativa contabile della Sicilia. Nievo a Torino avrebbe potuto indicare i veri responsabili politici, le interferenze degli agenti stranieri, gli speculatori, le pressioni indebite che arrivavano da ogni parte che lo avevano obbligato a inevitabili compromessi. Se le carte fossero giunte, a naufragare sarebbe stato il novello Regno d'Italia, perché la documentazione avrebbe dimostrato che la spedizione dei 1000 non era stata l'impresa dei 1000 solitari idealisti, bensì una ben confezionata congiura ai danni del Regno delle Due Sicilie, dietro la quale poggiavano gli interessi di uno Stato straniero, l'Inghilterra, che con questa operazione intendeva assicurarsi il controllo dello zolfo siciliano e non solo, per questo aveva finanziato l'impresa. Ugualmente ci sarebbero state le prove che Casa Savoia, non tanto per idealismi liberali, ma per sanare le sue finanze disastrate, aveva obbedito alle richieste inglesi, prestandosi ad essere il braccio armato della spedizione. Dai documenti sarebbero emersi anche i nomi e le somme percepite dagli alti ufficiali borbonici corrotti, compreso anche quello del famoso ammiraglio della Marina borbonica, Acton, che con il suo tradimento aveva consentito lo sbarco a Marsala. Buon ultimo sarebbero venute a galla anche le ruberie degli ufficiali garibaldini, tutto puntualmente annotato da Ippolito Nievo, tramutatosi per l'occasione da avvocato in integerrimo e scrupolosissimo amministratore. Il piroscafo però non arrivò mai a destinazione e la cosa strana fu che non si trovarono vittime o superstiti e nemmeno oggetti o altri resti della nave. Qualche mese dopo vennero pubblicati i risultati delle inchieste. Relazione del vapore Pompei, un testimone. L'Ercole risulta affondato il 5 marzo davanti a Capri. Ministero della Guerra, affondamento per incendio o scoppio delle caldaie a mezza via. Stampa siciliana, affondato la sera del 4 marzo 1861 per capovolgimento. Stampa napoletana, perduto nel mare di Ischia la mattina del 5 marzo, dirottamento o sabotaggio. Il giallo resta ancora oggi irrisolto. Questa è la storia d'Italia. Allora, per concludere, però vi
prego di essere succinti perché non abbiamo il tempo abbiamo ancora 7 minuti, quindi do la parola prima a Patrizio Zanella che ci dia una conclusione di questo evento di Unitalia che si è unita attraverso questa serie di eventi che hanno portato naturalmente ad essere un'Italia quella che abbiamo oggi. Ha visto il filmato su Ippolito Nievo, ci tengo a ricordare non solo il fatto che sia stato il cassiere, no, della spedizione dei 1000, l'intendente, il tesoriere, ma è il più grande anche scrittore e letterato dopo Manzoni, perché il suo capolavoro merita, e la collega Zambon potrà dire molto di più, questo aspetto di scrittore e di poeta, anche scrittore di poesie, di racconti, viene spesso completamente dimenticato. Quindi un Nievo che andrebbe recuperato, anche perché il suo romanzo, Confessioni di un italiano, è un romanzo che, molto diverso dai Promessi Sposi che sono ambientati nel 600, cerca di dare una impostazione pedagogica, è un romanzo di formazione, ma non solo in termini soggettivi, ma in termini anche di formazione del paese Italia. Lui era amareggiato perché all'Italia mancava soprattutto Venezia, mancava Roma, ma soprattutto non vedeva in un futuro prossimo imminente questa unificazione per cui tanto si era speso. Ecco, per il resto tutto quello che abbiamo cercato di dire è abbastanza chiarito da una storiografia recente che cerca di anche di rivedere alcuni miti. Io ho sentito delle cifre iperboliche per quanto riguarda la violenza che può essere stata perpetrata al sud. È stata rivista molto anche questa narrativa in termini di numeri, per cui io direi di essere cauti e prudenti prima di sposare certe posizioni dove si enfatizza ancora il sangue e la violenza. Ci sono stati da entrambi le parti, il brigantaggio ha avuto la violenza dei contadini, una guerra civile e una violenza anche di Stato, violenza che ama violenza in quel periodo, e soprattutto la guerra, la legge Pica che delegava ai tribunali militari la piena responsabilità, ha cercato di reprimere quelli che erano anche dei moti di violenza fatti sui turisti, in quel momento viaggiavano e andavano da quelle parti. Quindi se fossimo attenti anche alla storiografia recente, di cui abbiamo validi nomi, forse riusciamo anche a avere una visione meno di parte e più pacata. Grazie, grazie. Allora, dottoressa, a lei una conclusione? Ma io veramente aggiungo solo un commento al servizio che avete appena fatto vedere. Sì. In realtà che cosa ci fosse nella cassa che Nievo portò con sé noi non lo sappiamo. Sappiamo che fece una selezione, però questa forse è un'informazione che può interessare l'autore del servizio. Fece soltanto una selezione. In realtà i documenti della spedizione dei 1000 che erano stati redatti da Nievo non sono scomparsi, se non per quella porzione che era a bordo dell'Ercole. Questa è una cosa che ha studiato Marcella Gorra ancora nel 1980, ci ha informato che all'archivio, nel fondo garibaldino dell'Archivio di Stato di Torino ci sono ben 466 mazzi documentari che lei definisce voluminosi e che permetterebbero, e che nessuno ha mai assunto il compito di studiarli. Ne ha pubblicato una parte la Gorra, ma soltanto una parte. Lei dice che andrebbero assolutamente studiati perché permetterebbe di ricostruire gran parte di quella che fu l'amministrazione di Nievo. Credo che integerrimo sia proprio la parola giusta, non credo che si sia prestato a compromessi come quelli che venivano citati. Lui nelle sue lettere dice che addirittura lo chiamavano il viceintendente idrofobo, perché ringhiava addosso a tutti pur di rifiutare cose che riteneva sbagliate. Comunque non voleva essere questa la conclusione, volevo soltanto commentare. Mi prendo un minuto per la conclusione, dato che mi è stata offerta 30 secondi. Ha detto una cosa molto giusta l'editore prima, ha detto che l'Italia l'hanno fatta gli italiani. Sono assolutamente d'accordo con lui, l'Italia l'hanno proprio fatta gli italiani, e Ippolito Nievo è senz'altro uno di quelli che ha fatto l'Italia, anche per il tramite di quella cosa magnifica che sono le Confessioni di un italiano, con questa grande apertura. Questa è la mia conclusione, citando l'apertura. Io nacqui veneziano al dì del 18
ottobre 1775, dice il personaggio di Carlo Altoviti, e morrò per la grazia di Dio italiano quando lo vorrà quella provvidenza che governa misteriosamente il mondo. Morrò per la grazia di Dio italiano. Quando Ippolito Nievo scrive questa cosa non si poteva ancora immaginare che ci sarebbe stata l'Italia, perché era l'autunno del 1857 e semmai c'erano tutte le ragioni per essere molto pessimisti sulla possibilità che l'Italia sarebbe stata fatta. Quindi mi pare che sia una percezione, una speranza e una apertura verso un futuro che non fu quella cosa orripilante che avete qualcuno di voi questa sera invece ha descritto. Non mi ci ritrovo proprio. Bene, io ringrazio e spero che noi italiani di oggi ci comportiamo come Ippolito Nievo. Prego, la conclusione a lei. Grazie a lei. No, io rimarcavo un aspetto delle cose che ha detto la professoressa. La grandezza di Nievo però deve farci riflettere sulla fine di Nievo, come è stato fatto in quest'ottimo servizio che ho visto poco fa. Perché ci hanno privato di un grande scrittore ad appena 30 anni, mi pare, no? Era appena trentenne, chissà che cosa altro avrebbe potuto fare. Non li aveva ancora compiuti. Esatto, ancora più brutto questo. Cioè, quindi la domanda che ci facciamo, e che credo si sia fatto un po' per tutta la vita Stanislao, il pronipote, era proprio questo, cioè che cosa è successo quella notte in cui la nave strana, insomma, che ha avuto quello strano episodio che forse segna un po' la storia italiana. C'è qualcosa che non va, evidentemente questi documenti non andavano portati dove Nievo correttamente, onestamente, eroicamente. Può essere stato anche un naufragio, non lo sappiamo. Però lei dice il contrario di quello che diceva Stanislao, devo dire, perché no, anche Stanis l'ho conosciuto benissimo, Stanis Nievo, l'ho frequentato per anni e conosco molto bene il suo romanzo. Non sostiene. No, non nel romanzo Il prato sotto non ne parlo del romanzo, io parlo di quello che lui mi dichiarò in un'intervista che ho fatto con un caro amico Gianfranco Lucarillo sul giornale di Napoli a pagina intera, e lui si diceva convinto del fatto che quello fosse un attentato. Ecco perché poi ha speso molta parte anche dei suoi beni per andare a rintracciare le tracce, purtroppo senza esito di No, che fosse è una delle ipotesi, senz'altro una delle ipotesi che è stata fatta. È quella di Stanislao. Non c'è nessun tipo di informazione che possa convincerci. La nave si è affondata da solo, i briganti sono morti da soli, si suicidarono. Sono i naufragi per ragioni per una delle tempeste di mare. Nessuna abbiate pazienza, dobbiamo chiudere. Il sol, da noi detto si questo, dice, però, il sol magna le ore. Prego. Posso solo ringraziarvi e posso felicitare, però, a proposito di questi numeri eccessivi di cui parlava il professore nello studio, lo studio di un vostro conterraneo acquisito per circa 40 anni, è stato docente universitario all'Università di Padova, tra l'altro docente di metodologia della ricerca, che ha pubblicato poche settimane fa, pochi mesi fa, un libro splendido, amaro, drammatico, in cui questi dati sono riportati per difetto. Quindi queste centinaia di migliaia di vittime, queste decine di migliaia di soldati, come diceva giustamente prima il nostro amico di studio, deportati in tutto il nord, li attesta in questi studi fatti all'Archivio di Stato di Torino per 2 anni l'ottimo professor Pino Gangemi, che ha pubblicato un libro poche settimane fa, si chiama In punta di baionetta, in cui questi dati sono riportati carta su carta, documento su documento, non romanzo su romanzo. Sono documenti archivistici che attestano che in Italia c'è stato qualcosa che non doveva succedere. L'Italia andava unita, ma non andava unita con gli affondamenti delle navi, con i massacri dei briganti, con tutti questi misteri, questi sperperi e questi scandali che segnarono la vita di questo paese, che è rimasto dal 1860 in poi duale. Io ringrazio tutti voi perché io credo che l'Italia vada ancora unita nel reciproco rispetto, nella reciproca conoscenza, scambiandoci i dati come un po' abbiamo fatto stasera, magari in maniera anche vivace, ma sempre con grande cortesia, con la professoressa, con il professore in studio, perché l'Italia va ancora fatta. È vera quella cosa degli italiani che vanno ancora fatti, perché va fatta però nella reciproca conoscenza e nel reciproco rispetto, e soprattutto magari ritrovando un po' di quella verità che questa retorica risorgimentalista da oltre 160 anni ha un po' annebbiato. Io credo che la possibilità di un'Italia diversa, un'Italia nuova, venga fuori anche da trasmissioni come quelle che abbiamo fatto stasera insieme, e che credo siano la base per ricominciare a parlare di una vera Italia, di una nazione dove tutti abbiano gli stessi diritti, perché questo è bene ricordarlo, da 160 anni c'è una parte dell'Italia che questi diritti non ce li ha, a meno che non pensiamo che questi meridionali siano veramente brutti, sporchi e cattivi, come diceva Lombroso. Io credo che noi abbiamo il diritto e il dovere di assicurare pari diritti, come dice la nostra meravigliosa Costituzione, a quelli che abitano a Gaeta, a Trapani, a Cosenza, a Palermo, a Bergamo o a Padova.
Tutto qui. Grazie ancora. No, grazie. Grazie a tutti voi, grazie perché è stata una bella trasmissione, ognuno ha dato le sue interpretazioni, ai nostri telespettatori giudicare. Se non è stata sufficiente, ci sono un sacco di testi che abbiamo citato e quindi è giusto che vadano anche a cercare direttamente attraverso i libri quello che è stato quel periodo storico che noi in qualche maniera abbiamo interpretato. Grazie e buona serata. Certo, grazie allora al professor Patrizio Zanella in studio, in collegamento la professoressa Patrizia Zambon e il professor Gennaro De Crescenzio. Grazie a tutti e tre per averci aiutato, aver partecipato anche così in alcuni aspetti anche animatamente a questa ricostruzione che abbiamo cercato di fare dell'Unità d'Italia. Prima di salutarvi, come sempre ci occupiamo dei nostri prigionieri di coscienza, possiamo chiamarli così, i nostri ospiti silenziosi che avete visto per tutta la serata in sovraimpressione nello schermo. E allora di Julian Assange abbiamo parlato nel corso della trasmissione, ma ritorniamo a parlare di Aung San Suu Kyi. Ricordiamo premio Nobel per la pace, 77 anni, è ancora oggi sotto processo, fino a questo momento è stata condannata a 33 anni di carcere e continua appunto a essere sotto inchiesta da parte della giunta militare che ha preso il potere nel 2001 quando l'ha spodestata dopo regolari elezioni. E ricordiamo anche la condizione di Narges Mohammadi, un'altra prigioniera di coscienza, giornalista iraniana, difensore dei diritti umani. Lei è in carcere, dal carcere riesce comunque a far uscire delle lettere in cui si dichiara pronta a testimoniare anche su quelle che sono state le violenze a cui ha assistito all'interno del carcere dove è rinchiusa. E poi ricordiamo ovviamente la condizione di Patrick Zaki, il cui processo è stato rinviato ulteriormente al 9 maggio, quindi praticamente sono trascorsi quasi 3 anni dall'inizio di questa che è di fatto una persecuzione giudiziaria. Anche lui ancora è in attesa appunto di giudizio. Per tutti e tre e per tutti gli altri prigionieri di coscienza che sono rinchiusi illegalmente, possiamo dire, qui vengono vietati i diritti essenziali, i diritti umani, noi chiediamo che sia fatta giustizia e che venga riconosciuta loro la libertà. Con questo noi continueremo quindi a ricordarvelo, informatevi anche voi, cercate di seguire le vicende di queste persone che sono chiaramente il vertice di un'enorme piramide di persone che vengono, tra virgolette, perseguitate, possiamo dire così, ingiustamente, e Julian Assange ne è un esempio. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, adesso vi lasciamo ai nostri programmi, vi auguro una buona notte, ci rivediamo venerdì prossimo come sempre alle 21.